e abbiamo raccolto in questi 3 anni oltre 160 segnalazioni, 136 in particolare a Treviso e più di una trentina a Belluno. Segnalazioni delle più disparate, dal cantiere fatto male, quindi dal ponteggio da rifare, a lavoratori in nero, a orari di lavoro fuori dal normale. In occasione della Settimana Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, la Filca CISL del Veneto allarga a tutta la regione un progetto già attivo nelle province di Treviso e Belluno. Si chiama Un segnale per la vita ed è un sistema che permette di segnalare al sindacato in maniera anonima situazioni di irregolarità ed insicurezza nei luoghi di lavoro. Il portale potrà essere utilizzato in tutto il Veneto e avremo anche un numero unico WhatsApp sul quale mandare eventualmente video e foto. Riteniamo che possa esserci una partecipazione attiva di tutti i cittadini, perché è sempre più crescente il fenomeno delle persone che vogliono segnalare i fenomeni di irregolarità, solo che non hanno lo spazio per farlo e noi cerchiamo di darglielo. Gli interventi conseguenti alle segnalazioni potranno essere sindacali o affidati agli enti bilaterali o ancora inoltrati agli enti ispettivi competenti come Spisa, l'Ispettorato del Lavoro, Arma dei Carabinieri affinché vengano effettuati i controlli necessari. L'appello della CISL a segnalare le irregolarità è rivolto non solo ai lavoratori. Dobbiamo avere più partecipazione da parte di tutte le persone, insomma, che abitano il territorio, perché la sicurezza è qualcosa che non riguarda solo chi lavora o chi fa impresa, ma riguarda tutti i cittadini. Perché quando che un lavoratore perde la propria capacità di fare il proprio lavoro, perché magari si fa male, ne perdono non soltanto lui, ma la famiglia, la comunità, il PIL.